stato un anno pieno di impegni, pieno di attività, ne potrei citare Aiosa, la Pedemontana, l'Autonomia, i FAS e molto altro ancora, l'ospedale di Padova, le alienazioni, ma è stato l'anno soprattutto del grande calore dei Veneti. Un popolo che ha dimostrato che ha saputo lasciare con molta civiltà, molta maturità e senso di partecipazione a casa le idee politiche e andare il 22 ottobre 2017 a votare per la sua terra, per il Veneto, trasversalmente, con tutte le idee politiche diverse presenti, ma ognuno per il Veneto. E questo è un grande risultato. Ci aspetta un grande 2018, spero che sia l'anno della realizzazione dei progetti, dei sogni, della salute per tutti e anche del lavoro. 175.000 persone sono in cerca di lavoro, sono giovani e meno giovani, o gli over 50, ma sia soprattutto l'anno dell'autonomia. Quindi io direi buon 2018 e buona autonomia, perché nel 2018 dobbiamo portare a casa l'autonomia.